Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Quattro Passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo tre elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono due pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, segnalando, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video. Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione,
La popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio. Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata toscativa o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nerofumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nerofumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce.
Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima, nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve e lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia.
Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione. Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Veceglio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro.
A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Santa Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripidi dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio, un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana.
una differenza sostanziale, specchio dei tempi, da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il castrum e la chiesa di Serravalle.
le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato.